Come non ritengo che in Italia si possa pensare che cambino le cose considerando due fattori. Il primo, che c'è un Parlamento illegittimo, non perché lo dico io, perché l'ha detto la Corte Costituzionale, sono stati eletti con una legge che è incostituzionale. Però questo Parlamento illegittimo, magari quello che ha fatto fino ad oggi, secondo una teoria prevalente, si può ritenere ugualmente valido per certe ragioni che non è il caso di illustrare qui. Ma io dico, se quello che è avvenuto prima della pronuncia della Corte Costituzionale può anche essere ritenuto valido, chiedo io, è eticamente e politicamente corretto che un organo i cui rappresentanti sono stati eletti in modo illegittimo si proponga di riformare la Costituzione con delle maggioranze che evidentemente non hanno un fondamento di legittimità? È una cosa di cui dovremmo vergognarci sul piano civile prima ancora che politico, sul piano giuridico prima ancora che politico. È una cosa di cui qualche osservatore attento, qualche commentatore anche autorevole ha scritto editoriali importanti, poi è scemato l'argomento, che la politica è riuscita. Questa è una vergogna, è una cosa gravissima. Tant'è vero che secondo me negli ultimi anni questo Presidente della Repubblica, di cui certamente nessuno avrà rimpianto, che se n'è andato, è uno che ha forzato la Costituzione, che ha impedito agli italiani di votare e che ha preferito mandare evidentemente dei governi, tra virgolette, tecnici, dei governi che in qualche modo interpretavano quella che era la sua visione di governo. Infatti, più che un presidente di garanzia, è stato un presidente di governo questo che abbiamo avuto. Ciò detto, anche questo Parlamento che sta facendo le riforme costituzionali, ripeto, illegittimamente, in ogni caso non mi pare che qualcuno vada a toccare quell'articolo 119 della Costituzione che io mi guardavo mentre prima parlava l'assessore e anche De Menec, il quale regola la capacità degli enti locali, cosiddetti comuni, province, regione, in ordine alla spesa. Dice che hanno questi enti autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ok? Vedo che l'assessore giustamente scuote la testa. Pensi che questo principio direttore, è giusto che lo sappiano, di cui non si parla minimamente di novellarlo, di cambiarlo, neanche nelle nuove proposte, ha al comma terzo dell'articolo 119, al comma quinto, due falle di cui dovremmo vergognarci. Il terzo dice che comunque lo Stato, la legge dello Stato può istituire un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minori capacità fiscali per abitanti. In realtà fino ad oggi quella che era la minore capacità fiscale era chi disperdeva di più, chi dissipava di più, chi aveva il malgoverno tra i più forti. E questo pare ancora presente. Poi abbiamo la chicca, quella che hanno applicato a Palermo, a Napoli, a Roma, che è il quinto comma, che dice che per promuovere lo sviluppo, la premessa è sempre nobile, sempre alta, per promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà, per rimuovere gli squilibri, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive, oltre che il fondo perequativo senza vincoli di destinazione del terzo comma. Il quinto comma dice risorse aggiuntive ed effetto interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regione a piacimento. Lei capisce che non ci siamo proprio. A un principio autonomia di entrata e di spesa si mettono due falle enormi così, per cui si continua come prima. A questo ci aggiunga che le regioni a statuto speciale, anche nell'ultima proposta di novellazione costituzionale, sono esenti dai criteri della spesa secondo i valori medi. Lei capisce che questa Italia è fallita tecnicamente, fallita. Diamoci da fare in modo democratico. Io sono preoccupato di questo. Sono preoccupato, grazie a Indipendenza Veneta, che sta dicendo sempre in modo democratico, pacifico, non violento, per via istituzionale, perché quando la situazione sfugge di mano non c'è nessuno che riesce a frenarla. Io penso che accadrà come nel 92-94, quando le telecamere in piazza Montecitorio a Roma andavano a chiedere scusi, lei è onorevole? Ah, io non sono mica onorevole, io non ho mai, si negavano, siamo a quel punto, manca poco.